Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dall'avvocato Gaetano Salemi presso il Circolo Empedocleo di Agrigento, ha celebrato la terza edizione del premio per la creatività nelle arti e nell'impegno sociale, un riconoscimento promosso dal Lions Club e dedicato alle donne e agli uomini che si sono particolarmente distinti nelle arti e che rendono creativo il loro impegno sociale. È stata una straordinaria e partecipata cerimonia alla quale hanno presenziato i premiati selezionati dalla commissione del club, presieduta dal professor Francesco Pila e composta dai soci Gaetano Salemi, Susi Iacona, Daniela Capitano, Gioacchino Cimino e Luciano Carruba. Questi vincitori della terza edizione: Roberto Mandracchia, Claudio Arrizzo, Paolo Ganduscio, Sergio Criminisi, Giuseppe Camilleri, Giorgia Lomonaco, Massimo Cappa, Donangelo Chillura, Angela Arrancatore, Daniela Ciminnisi, Anna Maria Dinolfo, Salvatore Pressia, Liborio Capitano, Fabio Caradonna. Quest'anno la manifestazione, a detta del presidente Gaetano Salemi, oltre a rientrare nelle attività culturali che il club promuove nell'ambito dell'anno di Agrigento Capitale della Cultura 2025, si è arricchita della prima edizione della sezione speciale Scienze intitolata al biologo Liborio Capitano per il riconoscimento delle eccellenze in ambito scientifico della nostra regione. L'evento è stata anche occasione per la raccolta in favore dell'LCIF, la fondazione del Lions Club International, da destinare alla ricerca sul cancro infantile. Sono felice di aver ricevuto questo importantissimo premio e soprattutto per questa esperienza di grande condivisione. Insomma, l'empatia arriva in un luogo bellissimo come il Circolo Empedocleo, e grazie al Lions Club che l'arte e la bellezza sia il motore della vita, il motore di progetti artistici, il motore di un cambiamento. Dicevo prima che Martino Testadura, che è il protagonista di un racconto di Gianni Rodari, mi ha un po' ispirato nel percorrere questa strada alternativa che è quella dell'arte, della musica, del teatro. Ringrazio ancora per questo importante premio e buona vita a tutti. Ringrazio il Club Lions per questo riconoscimento che mi riempie di orgoglio, che è sicuramente uno stimolo a proseguire in questa mia battaglia che si muove su due fronti. Il premio è azione e inclusività nel sociale. Ecco, io porto avanti la battaglia come mamma di un ragazzo autistico, sono a capo di un'associazione e cerco di svegliare la nostra città e le nostre istituzioni, soprattutto del loro cuore, e contemporaneamente come educatrice e come insegnante a scuola mi muovo per fare prevenzione e formazione nelle scuole, collaborata dal Centro di Violenza e Telefono Aiuto di Agrigento sul tema della violenza contro le donne. Grazie alla Commissione per avermi consegnato questo riconoscimento e sono davvero emozionata, ma nello stesso tempo contenta perché ci sia una realtà così attenta alla società di oggi in tutti i suoi aspetti. Sono stata molto felice di aver ricevuto questo premio, sono stata molto emozionata durante che suonavo e durante che ho avuto questo premio. Per questo premio lo voglio dedicare ai giovani del mio laboratorio, perché sono degli esempi di come veramente le giovani generazioni possono dare un futuro migliore a tutti noi. Allora sono contento di aver ricevuto questo premio che mi dà un'ulteriore forza per andare avanti e per portare la nostra provincia di Agrigento in Europa. Ecco, prima di tutto esprimo gratitudine al Lions di Agrigento Valle dei Templi per questa attenzione posta alla mia persona, per questo premio che mi è stato concesso e che ho accolto con grande piacere. Ecco, naturalmente io mi considero un prete normale che fa cose normali, ma che cerca di farle con serietà e in maniera continuativa, perché voglio dare il mio contributo per la crescita di questa grande famiglia di persone che vive in questo territorio, quindi dare un contributo per la crescita spirituale, religiosa, culturale, umana, e quindi io voglio essere un tassello di questo grande mosaico dove tante altre realtà del territorio danno il loro contributo
quindi insieme facciamo qualche cosa, insieme possiamo raggiungere grandi risultati. L'importante è che c'è sempre questa, che ci sia questa collaborazione e questo volere portare avanti insieme il bene della comunità, il bene della città. Grazie a tutti i componenti di questa associazione per avermi premiato con questo bellissimo premio. È frutto sempre della mia tenacia e della mia applicazione su questi lavori che ho fatto. E ringrazio tutti, Francesco Pira, tutti quelli che sono interessati a questo programma. Sono molto emozionata e onorata e con gran piacere ricevo questa sera per conto di mio figlio Roberto Mandracchia questo premio per la sua attività di scrittore, per la sua passione con cui svolge questa attività mi dispiace molto e soprattutto dispiace a Roberto non essere presente questa sera qui in questa splendida serata, ma sicuramente questo premio gli farà tanto piacere e lo conserverà tra i ricordi più belli. Allora, ogni premio è un Oscar, per quanto mi riguarda è un riconoscimento a ciò che si fa, a ciò che si lavora. In questo caso è ancora più questo premio importante per me Lorenzo perché riconosce l'importanza e la magia dell'arte quando si dona nel sociale. Quindi più azzeccato di così, più onorato di così non poteva essere questo, onorarmi così questo premio, non poteva essere l'emozione di giocare il suo scherzo. Vi saluto, alla prossima puntata, non lo so. Allora, grazie mille per avermi invitato, è stato un onore essere premiato e mi piacerebbe essere premiato più spesso perché vorrei far conoscere meglio l'autismo che secondo me ancora non è abbastanza conosciuto e viene preso sotto gamba. Per questo premio Agrigento a noi sta a cuore, noi siamo presenti in tutto il territorio, grazie alle Lions, grazie per averci pensato.